Il mondo delle api è una realtà sommersa e importante della regione Liguria. Sono circa 1700 gli apicoltori che si dedicano a questa attività, che racchiude in sé un aspetto produttivo e al tempo stesso un equilibrio biologico attraverso l'impollinazione. A sostegno di questo sistema esistono dei finanziamenti regionali volti ad incentivare il settore. Ci sono questi finanziamenti che consentono all'apicoltore di acquistare attrezzature tipo arnie, comprare le api che sono il motore della propria azienda, comprare attrezzature per lavorare meglio. Altri finanziamenti sono dedicati alla formazione e all'informazione degli apicoltori. Come tutte le attività agricole, l'apicoltura è soggetta agli eventi climatici in continua evoluzione. Il problema della siccità a fine estate significa che le api non possono fare la covata che diventerà le api invernali, quelle che devono durare più mesi. Quindi se c'è siccità, se c'è il deserto, non ci sono alberi, non ci sono fiori da bottinare, e di cosa si nutrono le api, come fanno a nutrire la covata. E lo stesso questa primavera c'è stata una gelata a inizio marzo e anche lì abbiamo rischiato. Dal 2015 in Liguria è stato avviato il progetto Life Stop Vespa per osteggiare l'avanzata della vespa velutina, calabrone asiatico che si nutre di api. Il progetto, finanziato dalla Comunità Europea, giungerà a compimento nel luglio 2019 e mira a contenere la proliferazione della vespa attraverso l'utilizzo di un radar armonico. Il radar armonico è uno strumento innovativo sviluppato dal Politecnico di Torino e serve per seguire il volo dei calabroni dall'apiario ai nidi, per poi quindi individuare la posizione dei nidi e poterli rimuovere prima della riproduzione della specie. A fronte di tutte le difficoltà, gli apicoltori che portano avanti questo segmento di agricoltura sono mossi da un unico motore, la passione. È un mondo incredibile, ogni giorno impari sempre qualcosa. Ti serve parecchia curiosità perché, per capire appunto come si comporta l'ape, perché l'ape è un animale incredibile e quindi di fatto ti insegna proprio a comportarti di fatto. Bisogna che i valori di base, quelli di fondo eccetera, ci siano ancora tutti. Se è destinato solo alla produzione, costi quel che costi, perde qualcosa, sia in favolismo ma anche in pratica.